coloro che stanno dentro le stanze dei ministeri vivono una vita da alienati, nel senso che non hanno nessun collegamento con la realtà. Pensano di governare gli eventi con atti formali, senza mai misurarsi, tra l'altro, con quel che accade, perché quando sbagliano non c'è nessuna conseguenza. Questo è l'identikit del Dipartimento Affari Giuridici e Amministrativi secondo Mario Bertolissi, professore ordinario di diritto costituzionale dell'Università di Padova, ma soprattutto uno dei giuristi chiamati dal presidente Zaia per tracciare le linee del percorso per l'autonomia del Veneto. Non si può ragionare combinando parole, mettendoci dentro significati che stanno solo nella loro testa, secondo un costume consolidato, perché lei capisce che l'unica cosa che sanno dire è che non si può fare. Dopodiché la domanda è: ma allora che cosa dobbiamo fare? La risposta non c'è mai. Se poi la risposta c'è, normalmente è sbagliata. Ma il professor Bertolissi va oltre, dimostrando con la pratica chi si merita l'autonomia e chi invece ha bisogno del commissariamento dello Stato. A proposito di Roma, ci hanno detto di immondizie che sono ormai in quantità enormi, disseminate per le strade e che rendono incivile la vita dei romani. Qualche giorno prima, invece, se si lasciano parti del territorio, regioni, governate in modo normale, si sono aggiudicate le Olimpiadi invernali del 2026. Per il professor Bertolissi sono 2 le azioni di risposta alla burocrazia ministeriale. Si possono fare 1000 cose, ma in ogni caso procedere in modo determinato. In secondo luogo, se fossi io, darei loro 24 ore per scrivere un testo alternativo. Dopodiché io prendo il testo e con la matita rossa e blu, secondo le abitudini, mi metto a correggere. E se per caso gli errori sono molti, le conseguenze sarebbero pesanti, come un esame all'università. Sono a disposizione per spiegare al mio collega, professore però di diritto civile, che è il Presidente del Consiglio, come stanno le cose, perché dubito che lui conosca la materia.